Direi che la finanza, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Dice bene il comandante generale De Bidda che tutte le attività della finanza vanno poi a favore magari degli imprenditori onesti che sono letteralmente sbattuti fuori dal mercato in virtù del fatto che c'è qualche disonesto che poi crea delle condizioni di mercato artefatte e crea concorrenza sleale. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo apprezzamento per l'opera svolta dalla Guardia di Finanza. Nella splendida caserma Mocenigo alla Giudecca, sede delle unità navali, le Fiamme Gialle hanno festeggiato il 237° anniversario della fondazione del Corpo. Risultati importanti sono stati conseguiti nella lotta all'evasione fiscale, vero e proprio tallone d'Achille del sistema Italia, una lotta che deve stanare i colpevoli senza demotivare gli innocenti. Perché riteniamo fondamentale soprattutto svolgere la nostra attività a favore della gente che è corretta, che rispetta le regole e che quindi non può essere consentito che per colpa dei criminali dal punto di vista economico-finanziari abbiano dei danni maggiori. Il sottosegretario all'economia punta sulla punizione degli evasori che non devono farla franca. Adesso dobbiamo lavorare sempre di più perché chi si trova in una condizione di evasione venga colpito. Molto è stato fatto, molto si farà. In provincia di Venezia da gennaio a maggio di quest'anno sono stati trovati 74 evasori totali con IVA dovuta per 11 milioni di euro e IVA non versata per oltre 3 milioni. Sono stati scoperti 78 lavoratori in nero e 27 irregolari. Oltre a questo, nell'ambito della lotta alla contraffazione sono stati sequestrati oltre 4 milioni di pezzi falsi e sono state denunciate 94 persone. In tema di contrasto allo spaccio di droghe sono stati sequestrati 16 kg di hashish e marijuana, 11,5 di cocaina e 10,5 di eroina.